L'esercito dei migranti, un fenomeno che si intreccia profondamente coi temi più attuali, dal lavoro alle pensioni, dal degrado alla criminalità. Nell'ultimo anno in Veneto c'è stato un calo di richiedenti asilo nelle strutture temporanee in media del 26%, a Vicenza addirittura del 30%. Ma il problema resta. In città i richiedenti asilo sono stati spesso coinvolti in episodi di cronaca. Ora il giro di vite a livello nazionale viene trasmesso anche a livello locale. Nella prefettura di Contrada delle Gazzolle è arrivata la circolare firmata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che chiede di velocizzare i tempi applicando criteri più rigidi sulla concessione dello stato di rifugiato. Se la concessione dell'asilo e dello stato del rifugiato è una roba seria, allora penso che la lettera di Salvini sia provvidenziale, anche perché il tema dei tempi che sono biblici, un anno per avere una risposta, e il tema del fatto che qui magari un riconoscimento si rischia di non negarlo a nessuno, viene fuori male. Dopo partiamo da un presupposto che questi signori che hanno il diniego dalla prefettura, dopo un anno fanno ricorso e alla fine tutto questa procedura dura 3 anni e mezzo e paghiamo noi gli avvocati perché hanno anche la tutela legale.